Buonasera a tutti. Bene, io sono Lalla Ribaldone, una life happiness trainer e come ben sapete sono sorda dalla nascita e dell'80%, a parte le protesi acutiche, e come ben sapete ho imparato anche la lingua dei segni italiana proprio per far sì che abbiamo una società sempre più inclusiva, quindi nella società, nelle relazioni con le persone sorde, nelle scuole, nelle aziende, eccetera. E quindi io voglio farvi vedere l'alfabeto della lingua dei segni italiana, appunto l'alfabeto come A, B, C, D, E, F, C, eccetera, eccetera. Al che allora intanto cominciamo proprio con l'alfabeto e l'alfabeto comincia con la A. Poi abbiamo la lettera B, lettera C, lettera T, lettera E, lettera F, un po' come l'ok, lettera C come gatto, lettera H, lettera I, lettera C, la I lunga. Lo fate vedere più di una volta così potete capire qual è la direzione della lettera. Lettera K. Quindi mettete il pollice tra l'indice e il medio. Lettera L. Lettera M. Lettera N. Lettera O. Lettera P. Mi fate vedere bene la configurazione. P. Lettera Q. Lettera R. Incrociate il medio e l'indice e lo girate. Lettera S. Lettera T. Lettera U. Lettera B. Lettera W. Lettera X. Lettera Y. E per ultima lettera Z. In pratica è come se scrivesse nel vuoto la seta. Bene,
questo è l'alfabeto in lingua dei segni italiana. Io vi propongo questa prima puntata, che saranno poi diverse puntate, su come conoscerci attraverso la lingua dei segni italiana. Ciao!